è una coppia di morosetti, no? E tutti i fine settimana, il sabato sera, lui è sempre invitato a casa sua a mangiare, no? E il bello è che la futura suocera la che prepara sempre pasta e fasioi e pasta e fasioi. Allora lui che fa un giorno a suo moro ascolta, sabo venirla, dica a tua mamma che non stai a prepararmi ancora pasta e fasioi, che dopo me voglia di scorreggiare, me vergogna, me viene voglia di andare al cesso. Una minestrina, ma no sempre pasta e fasioi, me viene brontoni di panza dopo. Va bene, io dico. Arriva il sabato, no? Arriva dentro in cucina la sera, tutto pronto, piatti pronti, no? Tutto pieno. Pasta e fasioi ancora. Ah, madonna che viene fin male sto qua. E si sente a mangiare. Dai, senti che buoni che fa la futura. Senti che buoni che ti piace. Mi piace, sì, mi piace. E mangia sti fasioi, pasta e fasioi, un bel piatto. Finio a suocera futura che guarda che no ancora qua, no, sì dai ciappa qua, 2 o 3 casse di pasta e fasioli ancora butta, dai magna, che è buoni magna, che altro magna, c'ho una panza alla fine, o sta pasta e fasioli. Dopo un po' di minuti, un 10 minuti così, tacca a fargli gli effetti. Vai un attimo fuori, vai a ciappare un fiato d'aria, va fuori, no? Il va una siepe lì, guarda in giro, no? Si rende l'una, tira dalle braghe e lì e la fa, no? Lì, e si gira, sparia la merda, sparia. Ah, ma l'ho fatta qua, sparira. In un tutto momento non si trova il futuro suocero con un pilon così che facciaro sul muro. Ma cosa che ti sedrio a far qua? Vieni tu dentro a mangiare il dolce, cosa che ti fa qua? Ah, sono io nel cerca il reoio, che ho perso il reoio. Ti ha perso il reoio, ti ha perso. Ah, certo che stasera su sta casa qua succede che robe strane. Ti che te va in cerca del reoio, quel braghe tirato di su. E il gatto che corre per la cucina con una merda insieme a schiena.